Noi stiamo sviluppando inizialmente un progetto che possa andare bene per noi, ma senza dubbio, almeno per la parte di sviluppo nostro, l'applicativo può essere utilizzato anche da altre sagre. Un'app per salvare le sagre. Questa è l'idea maturata non da una software house, ma dall'Ente Palio di Montebelluna. Lo stimolo, manco a dirlo, il coronavirus e relative limitazioni che potrebbero esserci anche a settembre, quando si dovrebbe tenere la 31esima edizione della gara tra Cadi e Contrade. E qui, tra i cenci delle diverse edizioni, lo chiamano già il piano Corona, che in realtà sono addirittura due. Il primo riguarda la vera e propria gara. Pensate addirittura di fargli fare il tampone agli atleti? Beh sì, dobbiamo capire adesso in base alle disponibilità che credo e spero che di giorno in giorno siano sempre maggiori, ma la nostra idea è proprio quella, capire attraverso un tampone, un esame, un test, quali atleti eventualmente possono correre e quali no. Il Palio è uno sport, perché il CONI ci conferisce ogni anno il patrocinio, che prevede una vicinanza fisica difficilmente compatibile in caso di tampone positivo. Ma la novità riguarda la parte ludica, che ogni anno attrae migliaia di appassionati. Prevede controlli agli accessi, quindi per un'area che fino a l'altro ieri poteva gestire 1000 persone, oggi ne potranno entrare 250, prevede controlli negli assembramenti, nelle zone di ritiro prodotto, nella zona di ritiro birre, nella zona di ritiro cibo, e questo lo faremo anche grazie a tecnologie che stiamo sviluppando con i nostri fornitori. Ecco dunque l'applicazione pensata per il telefonino. La possibilità di ordinare quello che preferisce attraverso una comoda app. Una volta avvenuto il pagamento, la comanda andrà direttamente in cucina e lì potrà essere preparato quello che viene richiesto. Che poi sarà portato al tavolo da inservienti muniti di tutti i dispositivi che abbiamo imparato a conoscere. Un'applicazione che permette di evitare code e contatti diretti, assicurando le distanze anticontagio, proprio perché non ci si dovrà più muovere da e verso i banconi. Ideale per tutte le pro loco e non solo, che in questo momento non sanno se potranno o meno organizzare le sagre. E proprio perché è pensata dal Palio, l'app sarà un regalo a tutta la marca. Questa parte, mi permetto già di poterlo dire, abbiamo intenzione di concedere gratuitamente a chi ne volesse fare uso. È chiaro che ci sarà una licenza che non dipende da noi, che invece si allaccia a un fornitore che giustamente farà le sue pretese, ma posso fin da ora dire che si tratta di cifre assolutamente gestibili e non eccessive.